Santa Caterina, via libera della soprintendenza al progetto dell'amministrazione comunale sul polo museale dopo settimane di feroci polemiche sugli interventi in corso affinché il museo possa ospitare il prossimo autunno la grande mostra curata da Marco Goldin. Comune e soprintendenza sembrano aver trovato un punto di incontro. Uno dei punti di perplessità riguardava il trasferimento di alcune collezioni, quello temporaneo in occasione della mostra e quello definitivo di alcune opere una volta che saranno ultimati i lavori al Bailo. Per il trasferimento temporaneo c'è il nulla osta, ma la cosa che a me interessa e interessa alla sovrintendenza appunto è che si possa continuare a dire che il Museo di Santa Caterina offre ed espone le sue cose belle e ci sono stati un confronto di idee molto positivo. Una delle obiezioni del comitato contrario al progetto dell'amministrazione su Santa Caterina riguarda infatti un'ipotesi di smantellamento del museo per far spazio all'esposizione, ipotesi respinta con fermezza dal sindaco, che ha valutato con i soprintendenti progetti e soluzioni affinché a Santa Caterina le grandi esposizioni possano convivere con la natura museale e didattica della struttura. La preoccupazione giusta della sovrintendenza è che si possa continuare a dire che il Museo di Santa Caterina continua, e stiamo lavorando per vestire questo percorso, questo allestimento in modo anche delle nostre opere, quindi della Pinacoteca, in un modo sempre migliore.